Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Sono in corso le cerimonie per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Vediamo le immagini in diretta da Roma. Vedete il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il Ministro degli Interni Piantedosi, cerimonie in tutta Italia, anche in Veneto ovviamente. Ci collegheremo tra poco con Lina Paronetto per vedere quanto sta accadendo a Treviso alla presenza di tutte le autorità, un anniversario importante per la Polizia di Stato. Andiamo avanti con la cronaca. Vi ricorderete l'omicidio del colonnello Valerio Gildoni, una vicenda anche dal punto di vista processuale che è durata tanti anni. Dopo 14 anni si è chiusa formalmente la vertenza civilistica con un indennizzo beffa per la vedova, perché la Corte d'Appello ha riconosciuto la totale infermità mentale dell'omicida. Vediamo il servizio di Daniele Garbin. Totalmente incapace di intendere e volere. Così ha deciso la Corte d'Appello di Venezia in merito all'omicidio del colonnello Valerio Gildoni, chiudendo definitivamente il caso dopo 14 anni. I giudici hanno stabilito che Battista Zanellato, l'uomo che nell'estate del 2009 uccise l'ufficiale dell'Arma, era totalmente infermo di mente, disponendo così 100.000 euro solo alla moglie di Gildoni, un indennizzo e non il totale risarcimento di 2 milioni di euro chiesto dai familiari del colonnello, chiudendo anche così la vertenza civilistica del caso. Battista Zanellato, deceduto nel 2016, aveva 85 anni nel luglio del 2009, un periodo in cui l'anziano era soggetto a vari problemi di salute e decise di barricarsi in casa, asserragliandosi armato del suo fucile da caccia. Il figlio diede l'allarme chiedendo l'intervento del medico curante che arrivò con i militari in compagnia del colonnello Gildoni, appena insediato a Vicenza. Sull'intenzionalità del colpo fatale sperato dal colonnello appena entrato in casa non fu mai celebrato il processo d'appello e l'udienza fu rinviata fino alla morte dell'imputato. Servizio di Daniele Garbina. Andiamo subito in diretta a Marconna da Anna Maria Parisi, perché è ancora polemica sulla proiezione del film Roma città aperta, celebre film di Rossellini. A te la linea, Anna Maria. Buongiorno direttore, Roma Città Aperta è stato proiettato proprio qui al Centro Culturale De André che si trova alle nostre spalle, oramai già un mese fa. Una polemica infinita per la proiezione di questo film perché ANPI l'aveva inserito nel contesto culturale delle celebrazioni per la liberazione per il 25 aprile, film per il quale il comune di Marcon non ha voluto dare il patrocinio, motivazione per la quale oggi si è tenuta un'interrogazione urgente, una question time da parte dei consiglieri di opposizione. Era stato invitato anche il sindaco, ma in sua vece è venuta la vice sindaca. Con noi, e ringrazio per essere qui in nostra compagnia, il consigliere Marco Casoni che ci relazionerà di questo question time che è durato pochissimo, un battito di ciglia, consigliere. Buongiorno, innanzitutto una precisazione: il sindaco era presente, in realtà ha dato la facoltà a rispondere alla nostra interrogazione al vice sindaco. Purtroppo al question time erano presenti solamente i consiglieri di minoranza e non c'era nessun consigliere della maggioranza, avendolo fatto, cosa molto strana, no? Di giorno infrasettimanale alle 10:30, non è stato certamente un invito alla cittadinanza. Perché la nostra interrogazione? La nostra interrogazione perché abbiamo ritenuto inammissibile che un comune rifiuti un patrocinio a un film così importante come Roma Città Aperta, ma non solo lo rifiuti e lo motivi sostenendo che non rientra nel programma culturale della città. Perché l'interrogazione? Ci siamo domandati qual era il programma culturale della città, visto che in questo meraviglioso centro che è stato aperto tanti anni fa Fernanda Pivano, dove io ero presente, no? Con un'operazione
un'operazione fantastica dedicata a Fabrizio De André. Siamo stati il primo comune del Veneto, se non d'Italia addirittura, e quindi in questa ottica ci siamo un po' stupiti, perché in questo centro vengono proiettati e hanno patrocinio tutte le manifestazioni delle associazioni culturali. Scusi, consigliere, quindi la motivazione della vice sindaca a questo punto qual è stata? Non c'è stata una motivazione, no, la risposta, non c'è stata una risposta. Alla fine è trapelato che, essendo stata organizzata dall'ANPI, poteva sembrare probabilmente una manifestazione troppo di parte. Questa è stata la risposta che è stata data alla nostra interrogazione. E la vostra richiesta successiva di quale fosse il programma culturale del comune, che risposta avete ottenuto? Non c'è stata risposta. Si è proprio bypassata quella che è stata la nostra domanda, e la risposta è stata una risposta invece che è andata in altri termini. Hanno preso come un atto d'arroganza il nostro, no? O di supponenza addirittura, perché cerchiamo di chiedere per la cittadinanza una politica che sia aperta per il confronto e per tutte le forze democratiche del Paese. C'è da dire, direttore, che un mese fa questo centro culturale è stato quasi preso pacificamente d'assalto da tantissimi residenti, e non soltanto, che hanno voluto prendere parte alla proiezione del bellissimo film mondiale, devo dire, di Rossellini, Roma città aperta. A onor del vero e per essere precisi, abbiamo contattato naturalmente anche il sindaco Romanello, chiedendo anche a lui un intervento qui con noi per questa nostra diretta, e ci è stato risposto che non era possibile in quanto aveva un successivo impegno. Nonostante le nostre insistenze, questa è stata la sua reiterata risposta. Ultima domanda, consigliere Casoni, il 25 aprile è ormai alle porte, e che cosa pensate di fare? Ci saranno delle altre commemorazioni, celebrazioni? Cosa pensate di organizzare per il comune di Marcon? Ci stiamo attivando, siamo in attesa che l'amministrazione ci dica quelle che saranno le manifestazioni istituzionali alla quale siamo certi e speriamo che il sindaco sarà presente, ma noi vorremmo addirittura andare oltre. Vogliamo fare una manifestazione e invitare tutte le forze politiche del territorio, tutte, dalla destra a sinistra al centro, e anche quelli che non si riconoscono in nessuna forza politica. E perché? Perché quello che cercheremo di trasferire è che il 25 aprile è la festa della nostra Repubblica. La nostra Costituzione nasce su quelli che sono i dettami. Ci sarà un'altra mobilitazione qui a Marcon. Grande mobilitazione, sì, per scusate. Il 25 aprile. Grazie, qui da Marcon è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie Anna Maria Parisi. L'arte non va considerata dal punto di vista ideologico, è arte, sono film straordinari, quindi non bisogna stare lì così a discutere se conviene o non conviene, se si va contro una parte o contro l'altra. Allora, tragedia, torniamo alla cronaca nera. Si svolgeranno oggi nella chiesa di Poianella i funerali di Andrea Tagliapietra, che è morto a 17 anni dopo essere uscito di strada con il suo scooter. Vediamo. Arriverà in chiesa scortato dagli amici in scooter Andrea Tagliapietra, il 17enne morto nelle prime ore del sabato santo dopo essere uscito di strada con il suo scooter. Erano le 3:30. Andrea rientrava a casa dopo aver trascorso il venerdì sera prima al lavoro in un ristorante di Quinto Vicentino, poi alla festa per il compleanno di un amico. La stanchezza e il sonno, non si sa con esattezza cosa lo abbia tradito. Perso il controllo dello scooter, il giovane è finito fuori strada scontrandosi con l'unico segnale verticale presente in via Bosco a Bressanvido. Sconvolta la comunità, dove Andrea e la sua famiglia erano molto conosciuti. Domani mattina alle 10 in tantissimi saranno presenti nella chiesa di Poianella per l'ultimo saluto ad Andrea. Studente all'ultimo anno della scuola alberghiera, appassionato di calcio, i suoi sogni si sono infranti in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. Servizio di Chiara Gaiani, la valanga, la tragedia della valanga in Norvegia, si attende il nulla osta per il rientro delle salme delle due vittime vicentine. Il sindaco di Isola Vicentina, in costante contatto con la famiglia di Pietro De Bernardini, ha detto: è un lutto cittadino per il giorno dei funerali, è un momento di cordoglio comunitario per far sentire la nostra vicinanza. Sentiamo Luisa Bertini.
Si continua attraverso tutti i canali per supportare le procedure per il rientro delle salme di Matteo Cazzola, l'ingegnere 35enne di Vicenza, e Pietro De Bernardini, lo studente di 25 anni di Isola Vicentina, le due vittime del gruppo di vicentini travolti dalla valanga in Norvegia il 31 marzo, tra cui anche Andrea Basso, la guida alpina ricoverata al San Bortolo. Si attende il nulla osta, anche se c'è la possibilità che l'autorità giudiziaria norvegese decida di eseguire l'autopsia sul corpo della seconda vittima, Pietro, deceduto ad una settimana dal ricovero in ospedale a Tromsø, per far luce sull'accaduto. Intanto il sindaco Francesco Gonzo, in costante contatto con la famiglia rientrata in Italia, ha espresso la volontà di ricordare il giovane proclamando il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno i funerali. Rimangono attivi ancora e aperti tutti i canali con l'ambasciata italiana ad Oslo e con la Farnesina, oltre naturalmente con la famiglia di Pietro De Bernardini. In un colloquio odierno ho manifestato al padre l'intenzione della nostra giunta di proclamare lutto cittadino per il giorno dei funerali e naturalmente un momento di cordoglio comunitario per far sentire la vicinanza anche in questo modo. Questa è una vicenda sconcertante, è stato condannato per molestie nei confronti di 4 nipoti, un uomo di 74 anni, è successo nell'Alta Padovana. Ha abusato dei 4 nipoti per almeno 7 anni, secondo quanto ricostruito dalla Procura di Padova e confermato dal Tribunale, che ha condannato a 3 anni e 8 mesi di reclusione un uomo di 74 anni, infliggendo una pena più pesante rispetto a quella chiesta dal pubblico ministero. I fatti sono avvenuti nell'Alta Padovana. A denunciare l'anziano la nuora, che aveva prima notato il turbamento dei 3 figli e poi raccolto le loro confidenze. Le testimonianze dei 3 ragazzi, 2 femminucce e un maschietto, sono state raccolte grazie alla mediazione dello psicologo e ritenute attendibili. Ai 3 nipoti se ne è aggiunto una quarta dopo la denuncia. Il 74enne dovrà risarcirli con 15.000 euro e pagare tutte le spese legali, secondo la sentenza del Tribunale, contro cui è possibile il ricorso in appello. Un ragazzo è stato trovato in possesso di una pistola scacciacane di un etto di hashish, è un minorenne ed è stato denunciato. Notizia viene da Zugliano nel Vicentino. È stato trovato con addosso una scacciacani priva del tappo rosso e un etto di hashish. Il tutto è stato sequestrato ed il minorenne è stato denunciato al Tribunale di Venezia. Tutto è successo a Zugliano verso le 19, quando una pattuglia della Polizia Locale Nord-Est Vicentino ha notato la presenza di un ciclomotore parcheggiato in via Roma, zona segnalata come luogo di ritrovo per lo spaccio. E dopo aver anche verificato che il mezzo era sprovvisto di regolare revisione, gli agenti si sono posizionati a breve distanza aspettando e identificando il conducente. Avvertendo un forte odore di hashish, lo hanno invitato a consegnare quanto in suo possesso, accompagnandolo poi al comando per una perquisizione più approfondita. Vediamo un titolo del Gazzettino, riguarda il runner ucciso, è stata l'orsa JJ4, già 2 anni fa era scampata all'abbattimento contro 2 cacciatori per difendere i cuccioli. Sentiamo quella che è stata invece la proposta del parlamentare della Lega Gianangelo Boff, che è anche sindaco di Tarso, per arginare gli assalti dei lupi. Vediamo. Noi abbiamo uno dei branchi più numerosi in tutta la provincia di Treviso che gira sul nostro territorio, ma mai è stato avvistato dalle persone proprio perché è un animale molto schivo, quindi lo vedono con le fototrappole, quando vengono installate le fototrappole, però di fatto è quasi impossibile avvistarlo. Eccola l'immagine raccolta dalla fototrappola. Dopo il branco di cinghiali, nel cuore della notte arriva un branco di lupi, sono in 5. Fototrappole sistemate dai cacciatori per monitorare i movimenti della fauna selvatica. Un tema che presto arriverà a Roma, dove il sindaco Gianangelo Boff, parlamentare, ha intenzione di portare la proposta di legge regionale del collega consigliere leghista Stefano Valdegamberi per il contenimento della proliferazione della fauna selvatica su modello di quella approvata dal Parlamento tedesco. Per evitare poi di arrivare a polizie
critiche spiacevoli di abbattimento, che sono sempre brutte da sentire magari, dove questi animali predatori vanno in soprannumero e non hanno un antagonista naturale, che si avvini delle campagne di cattura, di sterilizzazione, in modo da contenere il numero, così come prevede anche proprio la proposta fatta dal consigliere Valdegamberi, in modo da evitare poi di arrivare al punto in cui si creino problemi di convivenza tra questi grandi carnivori e poi le attività produttive e anche l'uomo stesso. Controllo per prevenire l'abbattimento, quest'ultimo consentito all'articolo 1, che configura danno grave quando episodi di predazione sono reiterati nello stesso luogo o in un arco di tempo ravvicinato. Un intervento a tutela soprattutto degli allevatori della zona. Non esiste pericolo per l'uomo, conferma il primo cittadino. L'intenzione è quella di tutelare il bestiame di fronte a branchi che popolano le colline del Prosecco. Francesco Cerona con Alberto Pivetta questa mattina in regia di Focus TG. Vediamo lo stato di emergenza proclamato dal governo sulla questione dei migranti. Vediamo il servizio, vediamo. Mesi è quanto durerà lo stato di emergenza nazionale sull'immigrazione dichiarato dal governo di Giorgia Meloni. La decisione è arrivata nel pomeriggio, durante la riunione del Consiglio dei Ministri a Palazzo Chigi, durata un'ora e mezza. A sostegno del provvedimento, che si estenderà su tutto il territorio dello Stato, è previsto un primo finanziamento di 5 milioni di euro, attinti dal Fondo per le emergenze nazionali, nonché speciali poteri. Saranno inoltre coinvolte Protezione Civile e Croce Rossa. L'esecutivo conta dunque così di mettere in campo procedure e azioni più veloci per l'accoglienza in tempi brevi. Allo stesso tempo punta ad aumentare e rafforzare i CPR, i centri di permanenza per i rimpatri, potenziando le attività di identificazione ed espulsione per i non aventi diritto a restare in Italia. Tra i promotori il ministro della Protezione Civile e del Mare Musumeci, che ha parlato di un fenomeno in aumento del 300%. Sia chiaro, non si risolve il problema, ha poi aggiunto, invocando un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea. Ieri l'incontro con il ministro dell'Interno Piantedosi, che ha richiesto lo stato di emergenza in CDM, anche dopo un fine settimana di Pasqua contraddistinto dai numerosi salvataggi nel Mediterraneo. Esiste un precedente, risale al febbraio 2011. Allora premier era Berlusconi, mentre Maroni guidava il Viminale. Lo stato d'emergenza in quel caso fu adottato per far fronte agli sbarchi provocati dalle primavere arabe. E questo era il servizio della TGR del Lazio. Andiamo a Bassano del Grappa perché ovviamente si sta discutendo di queste nuove misure. Sono stati stanziati 5 milioni per snellire le procedure, ma basteranno questi interventi? Sentiamo cosa hanno detto questa mattina i bassanesi a Sharon Di Carlo. L'Italia ha dichiarato lo stato di emergenza. Lei che cosa ne pensa? Penso che bisogna avere comunque accogliere le persone, perché siamo comunque tutti uguali, no? Ed è giusto insomma avere questa elasticità, tra virgolette, perché il mondo deve essere unito, insomma, le persone devono essere unite. Non possiamo accogliere il mondo, L'Italia è fatta per gli italiani, qualche ospite lo possiamo accogliere se si comporta bene, altrimenti dobbiamo chiudere le frontiere. Ce ne sono tanti di cose da guardare, non solo l'immigrazione, anche il resto. Come sta andando l'Italia adesso, bisogna non sottovalutare tutto. Non hanno percezione. Noi fare gli immigranti, quindi non c'è problema. L'importante è cercare di capirsi e stare d'accordo insieme. Potesse scegliere, lei cosa farebbe? Diciamo che io sono per l'accoglienza, anche perché da quanto si sente la necessità c'è, il bisogno c'è, e ben vengano chi ha buona volontà e chi si mette in discussione. Mi sembra che da noi arrivano tutti e quindi qualche cosa bisogna fare, non so che cosa, però qualche cosa bisogna farsi. Accogliere meno quindi? Non so, direi, secondo quanto ho sentito anche dire, e io sono convinto che ciò sia possibile, bloccare la partenza in modo tale che meno persone, quelli che arrivano e che hanno diritto, hanno problemi di sicurezza, roba del genere, va bene che vengano, però non in questa maniera. E bisognerebbe regolamentarla, sicuramente. È un problema che va risolto sicuramente.
se non loro, chi è che può regolamentarla? Io non leverei questa possibilità alle persone di venire in Italia, perché per loro c'è un bisogno per vivere. Se si riesce a sistemarli tutti, beh, una buona cosa. E la questione dei migranti è anche all'ordine del giorno per la Polizia di Stato, di cui oggi si celebra il 171esimo anniversario dalla fondazione. Andiamo subito a Treviso da Lina Paronetto. Grazie direttore, buongiorno a te, buongiorno ai tuoi ospiti. Sono col questore di Treviso Manuela De Bernardin, che ringrazio, anche con un ospite che poi presenteremo, Maya, cane da soccorso, impegnata su tanti scenari importanti, perché purtroppo ci sono molti trevigiani che vanno anche in montagna naturalmente e bisogna avere tutta la prudenza del caso, ma se succede qualcosa sappiamo che ci sono non solo gli operatori ma anche gli amici animali che possono dare una mano. Signor questore, 171esimo anno dalla fondazione, qui in piazza c'è il villaggio allestito per mostrare ai ragazzi le specialità della Polizia di Stato. Lei ha nella cerimonia a cui abbiamo partecipato a Santa Caterina posto l'accento anche proprio sulla questione giovanile. Non chiamiamole baby gang, chiamiamole gruppi di ragazzi per i quali ci deve essere una rete, una sinergia per evitare che ci siano episodi spiacevoli se non gravi. Sì, sono fenomeni di aggregazione di ragazzi che magari si muovono e si aggregano in maniera non usuale, ma che va affrontata non con interventi di pubblica sicurezza, ma con interventi culturali. È per questo che sarebbe bello anche sedersi intorno al tavolo tra varie istituzioni e vedere cosa possiamo fare per evitare che magari queste aggregazioni possano diventare anche terreno fertile per esprimere il disagio, il malcontento. Un pensiero ai giovani l'ha avuto parlando anche di sicurezza stradale, signor Questore. Ci sono state 66 vittime in provincia di Treviso lo scorso anno, un numero naturalmente inaccettabile anche se fosse una sola, lo diciamo sempre, 12 di questi ragazzi sotto i 20 anni. Sì, purtroppo 12 ragazzi sotto i 20 anni sono morti, ma è un discorso che è trasversale, riguarda i giovani ma riguarda anche gli adulti. E la diffusione della cultura della sicurezza stradale va fatta trasversalmente e bisogna che le persone guidino concentrate, conoscano i rischi e siano concentrate alla guida, perché una distrazione in questo campo può essere fatale. Un ultimo accenno all'ufficio passaporti, che sta facendo uno sforzo immane per cercare di dare risposta a tutti i cittadini che hanno in questi ultimi anni chiesto il rinnovo oppure l'emissione del passaporto. Sì, varie concomitanze hanno fatto sì che rimanessero ferme, che i cittadini non presentassero domanda di rilascio o di rinnovo. Adesso abbiamo numeri importanti che però affrontiamo aumentando il numero di passaporti emessi, ma anche assicurando il rilascio del passaporto a chiunque deve partire per qualsiasi motivo prima di avere l'appuntamento. Ci vorrà un po' di tempo per arrivare ai tempi per avere l'appuntamento come una volta, però con questo ufficio urgenze noi cerchiamo comunque di assicurare tutte le partenze. Grazie signor Questore. Qui abbiamo Maya, abbiamo detto che è intervenuta anche in uno scenario a noi ben noto, purtroppo anche a noi di media, come la Marmolada. Signor Questore, ci vuole prudenza in montagna? Montagna, come le strade, come la rete informatica, ogni via di comunicazione ha dei rischi di cui bisogna essere consapevoli. Molti trevigiani frequentano la montagna, abbiamo portato qui gli operatori del centro addestramento alpino di Moena proprio per spiegare anche come affrontare la montagna per viverla in sicurezza e senza rischi. Grazie a Manuela De Bernardin, questore di Treviso, grazie agli operatori, grazie a Maya che è qui, che non vede l'ora di farsi una passeggiata evidentemente, e direttore restituiamo la linea allo studio. Grazie Lina Paronetto e viva le forze dell'ordine in questa festa della polizia. Vediamo cosa sta succedendo nella scuola. Ha avuto la ribalta delle prime pagine dei giornali nazionali la vicenda di Padova, un bonus da 100 euro a chi ha la media del 9, ha proposto l'Istituto Scolastico Scalcerle di Padova e è scattata la protesta degli studenti. Noi siamo andati a sentire come sempre i cittadini, vediamo cosa dicono. Credo che sì, sempre abbassare le grappe, vediamo.
A Padova un istituto ha deciso di dare un bonus di 100 euro agli studenti con la media del 9. Che cosa ne pensa? Beh, non dovrebbe essere male. Se studiano e chi sia all'altezza, ben venga. Non sono d'accordo per niente. Come mai? Perché si impegnano tanto quelli che prendono 7 che quelli che prendono 9 che quelli che prendono 10. Quindi un contributo economico a chi si impegna tanto è sbagliato? No, cioè non è il voto che dice quanto uno si impegna. Cioè uno può impegnarsi ma non raggiungere mai alcuni livelli e non mi sembra giusto che uno sia premiato solo per il discorso del voto e l'altro no. Io dico che il merito va sempre premiato. Dopo premiarlo con i soldi non è che sia tanto bello, bisognerebbe premiarlo in un altro modo. Però così facendo va anche bene, perché tante volte qui in Italia si premiano anche non i più bravi, ma quelli più bravi a raffazzonare e trovare soldi anche se non li meritano. E non è giusto, intanto non è giusto introdurre i soldi nella scuola. Scuola va per meriti e non per soldi. Dopo se vogliono premiarli in qualche altro modo possono premiare sicuramente in qualche altra maniera, ma io non comincerei una cosa così, perché poi con tutti quanti i furbastri che ci sono in giro magari poi c'è qualcuno che potrebbe anche trovare il sistema per portare a casa i 100 euro senza prendendo un 9 fasullo. Ci fosse stato un bonus da 100 euro per un 9, lei avrebbe studiato di più? Beh, forse sì, ai miei tempi sì, dico, perché i soldi, io le ripeto, era privata, quindi i miei genitori stavano bene perché mio papà lavorava alle smalterie, però praticamente, hai capito, era già un vantaggio che avevo andare alla ragioneria a quei tempi. Io sono del 40, faccio i calcoli. Questa mattina gliene parlavo di fatti a lui. Per me è una cosa giusta, perché la società sta andando avanti con il merito. Esatto. Chi merita prende i risultati, sicché per me è una cosa giusta, per invogliare i ragazzi a fare di più. A darsi da fare, giustamente, per nella vita anche avere dei risultati positivi. Incentiva molto lo studio, io sono d'accordo, secondo me è sensato. Ci fosse stato un bonus da 100 euro, sarebbe stato buono, ma allora non c'era, non esistevano neanche queste cose. Non esistevano. Sempre a Bassano del Grappa la vicenda di San Lazzaro. Ci sono dei campi incolti là dove c'era il grano e subito si sospetta che si stia facendo di tutto per ridurre quest'area verde in una zona in cui ci dovrebbero essere ovviamente costruzioni e in cui arrivi il cemento tanto temuto dai cittadini che vorrebbero mantenere l'area così com'è. Vediamo. Eppur mi son scordato di te, come ho fatto non so. Una ragione vera non c'è, lei era bella però. Lei è la terra di San Lazzaro, che fino a un anno fa appariva diversa. C'erano campi, coltivazioni e grano. C'erano e adesso non ci sono più. Una ragione vera non c'è, o forse sì, perché parlare di capannoni, cemento e progetti industriali dove non ci sono coltivazioni è più facile e meno d'impatto. Tuttavia, chi vive lì, chi conosce la ricchezza di quella terra, non ci sta e non vuole che passi il messaggio di un'area abbandonata. Quest'anno con questo problema di questi capannoni, come possiamo notare tutti quanti, non è stato seminato. In questo periodo dovremmo già avere il grano già alto almeno un 25-30 centimetri. Alle nostre spalle dovrebbe essere già stato fatto l'aratura e la semina del mais e come vedete è stato tutto un po' tra virgolette abbandonato. Questa è una brutta cosa perché si poteva tranquillamente seminare e avremmo messo a dimora sementi e avremo qualche tonnellata di grano in più. Le immagini raccontano due storie diverse di una stessa storia a cui manca il lieto fine. A scriverlo può essere solo la politica, perché la città si è già espressa. Perché è stata abbandonata la terra? Probabilmente appunto per questa paura della costruzione, che dopo magari il fatto di seminare, di perdere magari il raccolto perché da un giorno all'altro approvano questi progetti e rimane tutto così in stato tra virgolette di abbandono, ecco.
Sanlazzaro dunque non ci sta, non si arrende e aspetta ancora, visto che le conferenze dei servizi con AGB e MEB originariamente previste per questa settimana sono state ulteriormente spostate al 27 e 28 aprile. Il tempo passa e c'è chi vede in questo un segnale positivo. Di certo, oltre al tempo perso finora, per i campi di Sanlazzaro si è persa un'occasione importante. Servizio di Alex Giuliano, troppo lunghe le attese all'ospedale San Bassiano, così una malata di tumore ha ripiegato su Castelfranco. A gennaio vi avevamo raccontato di una paziente del San Bassiano malata di tumore al seno che aveva chiesto un'ecografia con priorità entro 10 giorni. Una situazione delicata che, come ci racconta la sorella della paziente, non si è sbloccata a Bassano a causa dei tempi d'attesa. Abbiamo cambiato ospedale, siamo andati a Castelfranco. Mi hanno detto che non c'era ancora posto, abbiamo provato 20-25, è passato un mese e ho spostato tutto. E dopo un mese comunque provo a chiamare e mi dici che comunque verrà richiamata, cioè uno fa tempo. Castelfranco in 2 mesi l'hanno operata, le ha fatto tutto, cioè ha già finito tutto. Dunque dall'ULSS 7, secondo quanto riferisce la paziente, i tempi d'attesa erano troppo lunghi e non è arrivata nessuna disponibilità compatibile con i tempi d'urgenza della malattia. No, di conseguenza abbiamo preferito andare a Castelfranco dove gli è già stato fatto tutto immediatamente. Aveva un ultimo esame che doveva fare, avevamo prenotato a Bassano un elettrocardiogramma in 10 giorni, dopo 3 giorni a Castelfranco ce l'hanno fatto fare, qua mi hanno chiamato oggi comunque. No, abbiamo fatto tutto a Castelfranco, risolto tutto a Castelfranco. Una testimonianza che racconta di quanto problematica continui a essere l'organizzazione nell'ULSS 7, un problema a quanto pare meno generalizzato di quanto si possa dichiarare o dire, visto che a Castelfranco in poco tempo tutto è stato risolto e il giudizio personale sull'organizzazione dell'ospedale cittadino non lascia dubbi di interpretazione. Pessimo. Nei riguardi di mia sorella questa volta è stato pessimo. Andiamo a Padova dove c'è ancora la polemica sulla registrazione dei figli delle coppie omogenitoriali, concessa la registrazione dal sindaco Giordani, ma c'è la procura che ha chiesto gli atti al comune. Vediamo. Lo spettro dell'annullamento dell'atto anagrafico pesa come un'incudine sul futuro di 33 famiglie arcobaleno di Padova dopo che la procura ha chiesto al comune gli atti delle iscrizioni all'anagrafe dei figli di coppie omogenitoriali per sottoporli alla valutazione del tribunale. La preoccupazione tra le famiglie è grande. La sentenza delle sezioni unite della Cassazione non riguarda le coppie delle mamme che hanno registrato il proprio bambino nato a Padova, ma riguarda rigorosamente le coppie di 2 padri che sono ricorsi alla gestazione per altri nei paesi terzi, quindi hanno un certificato di nascita rilasciato regolarmente all'estero. A Padova, per quanto ne so, non è mai successo. Quindi questo lo riteniamo un atto di intimidazione politica da parte della procura che non ha nessuna base giuridica e che mina la protezione e la sicurezza dei bambini. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, è subito intervenuto con una nota ufficiale. Io penso di aver fatto una cosa giusta perché penso che sia impossibile fare differenza tra bambini, hanno stessi diritti, non è un attacco politico, non ce l'ho contro nessuno. Io ragiono con la mia coscienza, penso sia giusto quello che faccio, ribadisco che ho sempre dato dal 2017 tutti gli atti alla procura, gli hanno richiesti nuovamente, che abbiamo dati come giusto sia, decideranno loro cosa fare. Io auspico solo una cosa, che venga fatta una legge il più presto possibile perché venga fatta chiarezza. Dal 2017 ad oggi sono 33 i bambini e le bambine figli di 2 mamme che il sindaco ha scritto, firmando di persona gli atti di nascita. Ora il tribunale potrebbe arrivare a deciderne la nullità, un'iniziativa, quella della procura, che ha nuovamente sollevato la polemica, perché dopo Milano il caso Padova costringe la politica a interrogarsi sul vuoto normativo che riguarda i figli delle coppie arcobaleno.
Il primo cittadino padovano torna a chiedere al Parlamento di agire con urgenza, oltre ogni ideologia. Gli fa eco l'onorevole padovano del Partito Democratico Alessandro Zan, che dopo aver appreso la notizia della procura torna a ribadire che lo Stato non deve accanirsi sui diritti dei bambini per colpire i genitori. Lo Stato, scrive Zan, deve tutelare le famiglie, per questo è urgente una legge per difendere i figli delle coppie omogenitoriali che rischiano altrimenti di perdere uno dei due genitori. Invece Valentina Visentin e su questo Francesco Rattai ha sentito i consiglieri di opposizione. Vediamo. Sulla questione della registrazione all'anagrafe di figli di coppie omogenitoriali interviene anche l'opposizione per voce di Matteo Cavatton, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Moroni. Il sindaco, quando esercita le funzioni di anagrafe e di stato civile, non può fare di testa sua perché è un ufficiale del governo e quindi deve seguire le indicazioni e del ministro degli interni e del prefetto. Dichiarando apertamente che in base a un presunto buonsensismo egli intende evitare di seguire queste indicazioni e quindi di violare le disposizioni governative e prefettizie in materia, non può che incorrere nell'apertura di un fascicolo che è un atto dovuto, totalmente legittimo da parte della Procura. Non c'è nessun vuoto normativo per gli esponenti di Fratelli d'Italia. Il vuoto normativo oggi non c'è perché la Cassazione a sezioni unite ha stabilito in maniera netta, con una sentenza anche piuttosto dotta e motivata, che non è possibile procedere all'iscrizione anagrafica dei figli di coppie omogenitoriali. Naturalmente va indagata poi la sensibilità di ciascuno. Noi come Fratelli d'Italia chiederemo che il sindaco venga a spiegare in Consiglio Comunale le ragioni delle sue scelte, che però sono scelte svincolate da un quadro normativo che oggi è piuttosto chiaro. Non è possibile considerare in senso formale, puramente formale, la filiazione, perché se noi cominciamo a ritenere, cosa che comunque è compito del Parlamento stabilire, che è figlio e quindi è genitore chiunque si senta tale, allora diventa genitore chiunque nei confronti di qualsiasi soggetto, anche del figlio di un amico, anche nel caso specifico può diventare genitore chiunque si senta di esserlo. E andiamo a Conselve, dove è stato presentato il primo impianto a biogas che non utilizza rifiuti organici o altre sostanze di cui abbiamo parlato altre volte, ma il distillato, i residui della grappa. Sentiamo in diretta Valentina Visentin. Sì, buongiorno da Conselve, dove è stato inaugurato da poco questo primo impianto di biometano che viene realizzato grazie agli scarti prodotti dalla grappa. Si tratta del primo caso in Italia, quindi il primo esempio di questo genere, nel suo genere in Italia, e viene qui a Conselve, le distillerie Bonollo. Verrà poi prodotto circa 2,5 milioni di metri cubi di metano, biometano gas rinnovabile, che contribuirà di fatto a gestire i consumi del territorio, quindi della popolazione di Conselve. A immettere, diciamo, nella rete questo biometano ci sarà Italgas Reti, qui con me c'è l'amministratore delegato. Come avverrà in sostanza questa immissione nel territorio? Ma l'immissione avviene attraverso uno specifico impianto di connessione che è stato realizzato accanto all'impianto di produzione biometano di Bonollo. Si tratta di un impianto di connessione unico in Italia, è il primo che viene realizzato sulla rete di Italgas nella sua storia, ed è anche unico perché gode di un livello di automazione e di digitalizzazione unico in Italia. Un impianto che può essere totalmente controllato e comandato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a distanza dalla nostra centrale di controllo di Torino e di Napoli. Si tratta di un esempio concreto del scopo che Italgas si prefigge attraverso il suo piano di investimenti di oltre 2 miliardi di euro partito nel 2017, cioè quello di trasformare le 70.000 chilometri di reti di distribuzione del gas in Italia da reti pensate per distribuire un solo tipo di gas, il metano, a reti evolute, digitalizzate e rinnovate, pronte a ricevere gas rinnovabili come appunto il biometano, e quello di Bonollo è proprio il primo esempio pratico che noi andiamo a inaugurare, che abbiamo appena inaugurato sulla nostra rete.
L'impianto lo vedete alle nostre spalle, è stato realizzato su autorizzazione anche della Regione Veneto e, come dicevamo, è il primo proprio in Italia a seguire questo esempio, ed è un esempio di economia circolare, insomma iniziative che nel nostro territorio vengono portate avanti anche da eccellenze come queste aziende che operano costantemente nel territorio del Padovano. Da Conselve è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin. Una notizia è arrivata proprio poco fa: il governatore Zaia vuole salvare l'orso trentino, non va abbattuto ma trasferito. Ovviamente adesso ci sarà, come sempre, una discussione tra coloro che propongono l'abbattimento e coloro che invece ritengono che vada catturato e così messo nelle condizioni di non arrecare più danni agli uomini. Parla Giorgio Cuffaro, in questo servizio, il pediatra che ha per primo soccorso a Motta di Livenza il bambino di 2 anni che è stato coinvolto nello schianto frontale tra 2 auto ed è riuscito questo medico a far ripartire il battito del piccolo. Vediamo. Diciamo che emotivamente sì, era un po' come avere mio figlio tra le mani, ecco. Il dottor Giorgio Cuffaro, pordenonese di 37 anni, è il pediatra che il giorno di Pasqua è arrivato a Motta di Livenza pochi istanti dopo lo schianto in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di Caorle di 2 anni. Solo per caso, insieme alla moglie e ai 5 figli, transitava lungo quella strada. Si era scordato il telefono all'ospedale di Conegliano, una delle strutture in cui opera da libero professionista. Quella giornata sono state una serie di coincidenze che per chi ci crede sono state veramente provvidenziali. Lo smartphone dimenticato, la decisione, tutt'altro che programmata, di andare a passeggiare al mare, la vasta esperienza, malgrado la giovane età, nei pronto soccorso pediatrici, l'ultimo aggiornamento proprio il 25 marzo. Quando è arrivato sul luogo dell'incidente, il bambino era ancora in braccio al papà. Ho fatto le valutazioni del caso e ho avviato la rianimazione cardiopolmonare col massaggio cardiaco e la ventilazione bocca a bocca. E quindi ho proseguito fino effettivamente all'arrivo dell'ambulanza. Il cuore ha ripreso a battere regolarmente, eventualità rara in queste circostanze, anche se le condizioni del piccolo restano gravissime per il violento trauma cranico subito. La famiglia ha contattato in queste ore il pediatra per dirgli grazie. Sì, senz'altro. Ma c'eravamo già intesi col papà lì, sia durante che dopo. Quando il bambino è partito in elicottero verso Padova, il giovane pediatra è risalito in auto dove l'aspettavano la moglie e i figli da 1 a 7 anni e la loro reazione. I bambini, abbiamo detto, hanno capito quello che hanno capito e mia moglie ha capito un po' di più e insomma l'emozione è enorme. Non sono cose da tutti i giorni, per fortuna. Cuffaro è un pediatra a gettone, figura questa che in base a un recente decreto tra qualche mese sparirà. E anche questa è una coincidenza da sommare alle altre. Nella speranza che il bambino si riprenda, questa vicenda, dice, porta con sé un messaggio importante. Si devono fare questi benedetti corsi di rianimazione. Cioè la popolazione deve essere formata, non deve essere un obbligo per legge per i lavoratori, per gli addetti al primo soccorso aziendale. Cioè non può succedere che un bambino faccia un incidente su una strada statale e nessuno faccia nulla. È inaccettabile. Che un altro soffochi con la mozzarella in pizzeria, ma cioè, siamo robe da preistoriche. Questo c'è da dire, secondo me, l'unica conclusione di questa faccenda. Occhio perché sta per tornare l'inverno, come vedete da questo titolo, in arrivo freddo e neve anche a bassa quota sulle Dolomiti, attesi oltre 50 centimetri di neve. Tanto un nuovo blitz della generazione, di ultima generazione a Padova, dove il traffico è stato bloccato nell'ora di punta nella zona universitaria di Via Bassi. Sono le 8:15 quando 3 attivisti di ultima generazione attraversano la strada, striscione alla mano, bloccando via Ugo Bassi all'altezza del complesso di scienze economiche dell'università. Nonostante le chiare proteste delle auto in colonna, nessuno dei manifestanti si alza, paralizzando la circolazione per circa una ventina di minuti, tra le proteste di chi, nell'ora di punta del traffico, doveva recarsi a scuola o al lavoro.
Una scelta non casuale, quella delle facoltà economiche del BO per gli attivisti che volevano denunciare la mancanza di azioni di fronte ai cambiamenti climatici e chiedere lo stop ai sussidi pubblici ai combustibili fossili. Solo l'intervento dei carabinieri ha permesso che la strada fosse liberata intorno alle 8:40. I 3 attivisti sono stati fermati e identificati. Non è la prima azione di Ultima Generazione in città. Lo scorso agosto il blitz alla Cappella degli Scrovegni, quando si sono incatenate le balaustre che delimitano il percorso dei visitatori. A giugno 2022 il blocco stradale lungo Corso Australia all'altezza del cavalcavia di Chiesa Nuova. Un grande campione del tennis italiano negli anni 70, oggi imprenditore a Treviso, e la sua amarezza nel vedere che l'impianto sportivo che ha fondato e che sta seguendo con molto entusiasmo è stato imbrattato dai soliti writers. Vediamo Adriano Panatta in questo servizio della nostra redazione trevigiana. Uno ci rimane male perché fa una cosa con tanta passione, poi logicamente spende anche tanti soldi e poi si ritrova queste cose qua che sono solamente vandalismi. Adriano Panatta presenterà denuncia domani ai carabinieri, deciso ad andare fino in fondo, trovare i responsabili del danneggiamento al suo club, il Racket, inaugurato nemmeno 2 anni fa. Secondo me non bisogna lasciar perdere. In ogni caso metteremo delle telecamere, adesso, già adesso ho provveduto, però sono cose che lasciano l'amaro in bocca, insomma. Ma perché non fanno un'altra cosa? E poi perché vengono a distruggere quello che uno ha fatto? Nemmeno una rivendicazione politica o un atto Novax, come è accaduto di recente a Treviso, ma un graffitto con inchiostro indelebile che per una 60ina di metri ricopre il pallone dei campi da tennis. Una struttura con doppia guaina di Ultima Generazione. Più in là, lato ferrovia, una scritta in nero che ricopre il capannone dei campetti da padel. In quella zona non ci sono telecamere, poche le speranze di acciuffare i vandali. Rimane per l'imprenditore trevigiano un segnale importante, una questione di principio. E se continuiamo che loro possono permettersi di andare in proprietà privata a fare quello che hanno fatto qui, secondo me è sbagliato, molto sbagliato, e secondo me la dovranno pagare. La scoperta stamattina da una sua collaboratrice: il club non ha mai chiuso in questi giorni di festa, né chiuderà per consentire le operazioni di pulizia. Ed è durissima la condanna da parte dell'assessore Renato Boraso nei confronti del blogger Bloomer, che aveva proposto via social di imbrattare la Basilica di San Marco. E in questa intervista di Anna Maria Parisi Boraso spiega anche le sue dichiarazioni sulla vendita del Klimt per finanziare il Bosco dello Sport. Vediamo. Una grande provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello del Bosco dello Sport, cioè la città di Venezia non può rinunciare a questo grande progetto. Così l'assessore Boraso, dopo aver proposto giovedì scorso la vendita dalla Giuditta del Klimt, base d'asta più di 150 milioni di euro, nell'eventualità Bruxelles decidesse di non finanziare con i fondi del PNRR il Bosco dello Sport, del valore di oltre 300 milioni di euro, con la costruzione di uno stadio e di un palasport, contro il quale c'è un ricorso al TAR di Italia Nostra. Con Pesce d'Aprile è comunque un'ipotesi che lei sta valutando insieme al sindaco, naturalmente. È una fortissima provocazione per riportare al centro dell'attenzione un tema che è quello che questa città di Venezia, il sindaco Luigi Brugnaro, l'intera amministrazione e il Consiglio Comunale non vuole rinunciare a questo grande intervento del Bosco dello Sport, che ricordo essere la più grande operazione urbanistica e sportiva di massima sostenibilità. Vero è che se della Giuditta si è fatta una grande promozione, attendendo ora il suo rientro a Venezia ad Rovereto, dove è stata data in prestito per una mostra della provincia autonoma, l'altra grande attesa è quella prevista in settimana, quando Bruxelles scioglierà le sue riserve sullo stanziamento dei citati fondi. Che sono convinto che il governo che Luigi Brugnaro ha incontrato con tutta la struttura settimana scorsa, prima di Pasqua, saprà dare delle risposte. E da un'opera ad un'altra, con Venezia, città museo cielo aperto, in questi giorni presidiata speciale da numerose forze di polizia, sebbene invisibile agli occhi dei più, spiega Boraso, dopo l'incitamento del blogger Bloomer di versare vernici su Palazzo Ducale contro la gestione mercificatoria della città delle varie amministrazioni comunali che si sono succedute.
ripetute. Sull'influencer, per questo indagato dalla Procura di Venezia, l'assessore è lapidario. Questo è un personaggio che al di là dell'indagine aveva preso a calci in culo. Sì, lo dico, a calci un personaggio del genere, oltre che ad essere arrestato, perché in un altro paese civile un personaggio del genere andrebbe arrestato, andrebbe a essere preso a calci in culo. Molto esplicito l'assessore, sono tantissime, migliaia le vittime del crack delle banche popolari. Tra queste vittime ci sono anche i frati di Monteberico che hanno chiesto un risarcimento danni che però è stato respinto dal giudice. Sentiamo i particolari. Quello che dispiace è che qualcuno dopo la liquidazione ha insistito a fare cause e questo ai risparmiatori purtroppo è costato caro e salato. L'unica soluzione era il fondo dei conti dormienti che noi abbiamo individuato e con 4 governi siamo riusciti a far fare per alleviare le pene di migliaia di famiglie. Le amare considerazioni del presidente dell'Associazione Giustizia Risparmiatori Ezzelino Terzo da Unara all'indomani della sentenza del Tribunale di Venezia che ha bocciato la causa intentata dai frati del santuario di Monteberico contro il consiglio di amministrazione di BPV, accusato dai religiosi di non aver riacquisito nel 2014 le loro azioni. Una bocciatura costata cara ai frati dell'Ordine dei Servi di Maria, costretti inoltre a pagare 300.000 euro di spese legali. Un caso da manuale paventato già nel 2017 ai risparmiatori traditi delle ex banche venete da Patrizio Miatello, che ricorda che ora la battaglia è contro il tempo. Delle 320.000 famiglie di risparmiatori che inizialmente avevano fatto domanda di indennizzo, ora ne restano in campo 144.000. La liquidazione di quanto loro dovuto è però bloccato dalle azioni legali di rivalsa intentate da un gruppetto di 4.800 risparmiatori, senza speranza di successo, sottolinea Miatello. Se queste persone la smettono di far cause e di fide, le altre 138.000, 140.000 famiglie, di cui 9.000 a Vicenza, hanno bisogno di quell'indennizzo, di quello che rimane, perché quello che rimaneva, che sono 500 milioni, la gente li sta aspettando per salvarsi l'appartamento e la casa dall'asta. Quello che noi vogliamo e pretendiamo è che il governo, partendo da Vicenza, ci sia una pressione per rendere il più possibile urgente questo indennizzo che doveva e deve arrivare. Così ha detto Patrizio Miatello, che si è impegnato a tornare a Focus, a tagliarsi il codino nel caso queste ultime risorse dovessero andare a buon fine. Andiamo a Venezia perché davanti a Palazzo Ferrofili c'è stata una manifestazione dei dipendenti delle poste e degli uffici del Veneto che lamentano la carenza di personale. I disservizi per la popolazione sono la diretta conseguenza di una situazione aziendale ormai precaria. Negli ultimi 10 anni abbiamo perso oltre il 25% di organico e questo si traduce in difficoltà nelle ferie, difficoltà nella formazione e per i cittadini in difficoltà nell'erogazione dei servizi. Per questo oggi i dipendenti di Poste Italiane del Veneto hanno incrociato le braccia e la CGIL, che ha indetto lo sciopero, ha organizzato una manifestazione davanti alla sede del Consiglio regionale a Venezia. Abbiamo una situazione occupazionale disastrosa, abbiamo molti uffici che sono aperti solo mezza giornata o 2 giorni a settimana, perché? Perché manca il personale. Allora noi diciamo che va bene fare le grandi proclami, ma in realtà se vogliamo che Poste, che sono un'interfaccia diretta con i cittadini, che è presidio del territorio, funzioni, servono assunzioni vere, non part-time, stabili, non precarie, perché altrimenti rischiamo che i cittadini si arrabbiano quando trovano l'ufficio chiuso e Poste Italiane continua a fare grandi utili, ma sta segando il ramo su cui è seduta, perché la vera forza di Poste è proprio la presenza radicata in tutto il nostro territorio veneto. Durante la manifestazione una delegazione ha incontrato il presidente del Consiglio regionale Ciambetti insieme al consigliere regionale del Partito Democratico Montanariello. Ci faremo carico di chiedere alla dirigenza veneta di Poste Italiane come mai appunto ci sono queste mancanze di organico e di servizi che invece devono vedere questa regione, che dal punto di vista produttivo è una delle più performanti in Italia, avere Poste Italiane che corre almeno alla pari di quanto ha bisogno il territorio veneto.
Ieri sera c'è stato uno scontro al Calor Bianco a Ring su Antenna 3 tra i candidati sindaci di Treviso, Mario Conte, sindaco uscente, Giorgio Denardi. Ne parleremo nella seconda parte di Focus TG. Tra poco con l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia e Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle, rivedendo un po' anche le parti centrali dello scontro, moderato dal vice direttore Ferdinando Avarino. Oggi dovrebbe arrivare la decisione sul villaggio olimpico in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. In particolare bisogna scegliere dove collocare il villaggio olimpico. Il sindaco di Borca di Cadore insiste perché venga utilizzata la vecchia colonia ex Agip, un villaggio turistico già belle e pronto, dicono alcuni. Vediamo. La mia proposta è strettamente legata a quello che rimane dopo le Olimpiadi, non quello che fa le Olimpiadi. L'Olimpiade dura 15 giorni, adesso con le Paralimpiadi dura un mese e dopo è finito tutto. Sulla possibilità di recupero dell'ex villaggio Eni a Borca di Cadore in chiave olimpica, Bortolo Sala non molla la preda e rilancia. Il primo cittadino ha inviato una PEC al commissario per le infrastrutture Milano Cortina 2026 Luigi Valerio Sant'Andrea alla vigilia della cabina di regia convocata per domani a Palazzo Chigi. Da quel tavolo dovrebbe uscire in via definitiva, si spera, la sede del villaggio olimpico che potrebbe essere Fiammes a Cortina. Ma pur se l'opzione Borca resta complessa, Bortolo Sala ha deciso di inviare comunque tutta la documentazione per il recupero della colonia. L'obiettivo? Valorizzare un patrimonio che oggi è di proprietà privata ma che con un accordo pubblico-privato consentirebbe di lasciare un'eredità pubblica a disposizione della collettività e dell'intera vallata. Dopo le Olimpiadi ti ritrovi che se hai fatto delle strutture produttive, anche dal punto di vista culturale, eccetera, ti rimangono. Se non hai fatto delle strutture che costano, ti rimangono i costi. La svolta è attesa per domani. La colonia, scrive Sala, mantiene tuttora la possibilità del carico urbanistico originario e la proposta dell'eventuale villaggio olimpico sostenuta dal PD si limiterebbe a recuperare 450 posti. Qualsiasi sia la scelta, però, l'importante è che non si perda tempo prezioso. Dovesse ricadere su Fiammes, l'occupazione di suolo potrebbe durare un anno e mezzo, poi via tutto. Ma anche qui l'ex sindaco Gianpietro Ghedina invita a una riflessione. Anziché rimuovere tutto, meglio lasciare qualcosa ad uso foresteria. Sarebbe una risposta a categorie e sindacati che da tempo sollecitano la risoluzione dei problemi abitativi dei lavoratori stagionali a Cortina. Servizio di Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Vediamo una bella storia, un compleanno speciale per Antonietta Marcato, che ha festeggiato la bellezza di 108 anni, diventando la nonna più anziana di Padova e forse una delle più anziane d'Italia. Vediamo. C'era anche il sindaco di Padova, Sergio Giordani, nella sede della Fondazione OIC di Via Nazareth a festeggiare i 108 anni di Antonietta Marcato, la persona più anziana di tutta la città. Grande la festa per la signora Antonietta, che nonostante la veneranda età conserva energia e uno spirito combattivo che le ha permesso di guarire per ben 3 volte dal Covid. A festeggiare Antonietta c'erano i 3 figli, suor Umbertina, Gabriele e Silvano, insieme a tutti gli ospiti e agli operatori della struttura. Tanta la gioia espressa dal sindaco alla sua cittadina più anziana. E questa era Chiara Gaiani, andiamo subito in pubblicità e poi torniamo con l'approfondimento. Vi dicevo dopo lo scontro ieri sera su Antenna 3 tra Mario Conte e Giorgio Denardi, avremo qui in studio l'avvocato Fabio Crea di Fratelli d'Italia, candidato alle prossime amministrative, e anche Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle. A tra poco, state con noi, grazie. Eccoci di nuovo in diretta. Ieri sera su Antenna 3 uno scontro al fulmicotone tra i candidati sindaci di Treviso, i 2 principali candidati, cioè il sindaco uscente Mario Conte e il principale avversario Giorgio Denardi del
del centro-sinistra. Partiamo da questo per parlare proprio delle amministrative di Treviso, ovviamente riflettori su Treviso ma anche su Vicenza, su tanti altri comuni in cui si voterà il 14 e il 15 maggio. Intanto vi presento gli ospiti di questa fascia, l'avvocato Fabio Crea per Fratelli d'Italia. Buongiorno a tutti. Buongiorno avvocato, candidato alle prossime amministrative, e Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle, a sua volta candidato. Grazie Guidotto, anche a lei. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti. Grazie molte, buongiorno. Allora vediamo alcuni brani dello scontro di ieri sera. Qui vediamo proprio la parte che riguarda quanto sarebbe avvenuto sabato allo stadio di Monigo, dove si è parlato di un'aggressione fisica di Conte nei confronti dell'avversario. Sentiamo. Io onestamente mi sono sentito, non capisco perché, aggredito in quel modo, ma qui mi fermo, perché ci sono testimonianze. Per me la vicenda è chiusa, ho capito... Cioè non era un atteggiamento giocoso, scherzoso, giocoso, diciamo così, no? Erano spintoni. Sentiamo Mario. No, della sua versione, poi sentiremo certo quello Mario che Conte. è stato scritto sui giornali io lo confermo. Quindi urla e spintoni, no? Questo è quello che vuole il calcio qui nel boiate, cioè. Boiate, ok, va bene. Qui dove sta il rugby? Sindaco? No, va gravissimo. Mario Conte, scusi. Premesso che la parola boiate non l'ho neanche mai citata. Premesso che non ho urlato. E premesso che men che meno ho messo le mani addosso, perché ci mancherebbe. Posso forse aver sfiorato la giacca con la mano così, come per dire, dai, che domenica prossima qua tu farai giocare il Treviso. Questa è stata l'offesa più grande che mi sono permesso di rivolgere al dottor Denardi, che se si è sentito offeso, per carità, mi scuso, però non ho offeso, non ho aggredito, e i toni erano quelli di una partita di rugby dove il clima era certamente conviviale, però le testimonianze che sono state riportate, in particolare quella di Franco Rosi, che ovviamente non vedeva l'ora di strumentalizzare la situazione, trovano altrettante, anzi 10 volte di più, testimonianze che dicono che non è successo assolutamente nulla. Dopodiché, se si è offeso perché ho detto che domenica prossima qua nella tua testa farai giocare il Treviso Calcio, capirai, insomma, è una settimana che si parla della condivisione dello stadio, che aggressione fisica è un qualcosa di veramente brutto. Adesso, dottor Denardi, lei si è sentito aggredito fisicamente e offeso con parole pesanti nei suoi confronti. Conte, non esageriamo. Geometra Mario Conte, lei mi ha messo le mani addosso e più di una volta le ho detto per favore non mi tocchi, per favore non mi metta le mani addosso, per favore non mi metta le mani addosso. Comunque chiudiamo qui, io d'ora in poi non parlo più di questa vicenda, punto e stop. Sì, però le mani addosso io non le ho mai messe. E vabbè, comunque se le ho messo le mani addosso, secondo me è giusto che lei vada a denunciare. I carabinieri hanno altro da pensare. Sì, no, ma voglio dire, la violenza fisica e aggressione è una cosa grave. Siccome non mi sono mai permesso in vita mia di alzare le mani nei confronti di nessuno, men che meno lo farei nei confronti di un candidato. Cioè, niente di più adatto di un format come Ring per rappresentare questo scontro, no? Ciascuno ha detto la sua. Avvocato, allora fa parte, anche questo fa parte della campagna elettorale, no? Sì, adesso non è che noi possiamo qui fare un processo e stabilire chi ha ragione oppure no. Si è trattato di un episodio, chi lo dipinge in maniera goliardica, chi si è sentito invece più offeso, ma insomma credo che i temi della campagna elettorale debbano essere altri. Era il cosiddetto terzo tempo del rugby, un po' sui generis forse, insomma, dico come diceva Denardi, insomma, meglio chiudere qua la vicenda e passare oltre. Piuttosto sono le tematiche portate da Denardi che da parte nostra non sono condivisibili. Ecco, gli altri aspetti, quelli di natura personale o di altra natura, anche perché non eravamo presenti, quindi eviterei di tornarci su. Ecco. Certo. Senta, avvocato, la squadra che sostiene Conte è compatta, coesa, nonostante ci siano state anche in altre circostanze, qui e altrove, frizioni tra gli alleati, no? In particolare tra Lega e Fratelli d'Italia?
Ma allora, la squadra è sicuramente compatta, la coalizione è una coalizione unita. Mi piace ricordare anche che in tutte le esperienze elettorali, sia a livello amministrativo che a livello politico, quando il centrodestra è stato, come in questo caso a Treviso, come a Vicenza, unito, ha sempre vinto. Quindi è la divisione che ha consentito e ha dato spazio, come per esempio a Verona, a risultati elettorali diversi. Certamente nell'ambito di una coalizione, ma così come anche all'interno degli stessi partiti, esiste una dialettica ed è normale che ci sia, fa parte della democrazia, fa parte del senso del far politica, il confronto di idee, e che c'è già all'interno dei partiti, a maggior ragione quando i partiti sono diversi, e quindi così come succede a livello centrale, diciamo a Roma, nelle sedi nazionali, nei confronti tra politici, vediamo adesso anche le questioni delle nomine delle partecipate più importanti italiane, ci sono dei confronti, ci sono anche delle valutazioni su alcuni aspetti anche strategici della politica per arrivare a determinati obiettivi. Quindi il confronto è qualcosa di fisiologico e di naturale. A volte, come è stato qualche settimana fa, in maniera meno goliardica forse, perché comunque ci deve essere un certo rispetto, sa bene a che cosa mi riferisco, qui è stato teatro di una bella diatriba tra Luca De Carlo e l'assessore Marcato, devo dire che il confronto è fisiologico, è importante, sintomo di intelligenza e di democrazia, l'offesa molto meno. Vidotto, allora ovviamente 5 Stelle alle amministrative qui a Treviso candidano come sindaco Maurizio Mestriner. Non c'è stata, come in altre occasioni, non c'è stato un campo largo, no? Quindi Denardi per conto suo, il 5 Stelle a sé stante, e poi anche il terzo polo con Nicolò Rocco. Tra l'altro ieri è scoppiata la guerra tra Calenda e Renzi, quindi non si sa bene come andrà a finire. Lei ritiene che sia meglio andare da soli in certi casi? Guardi, il fatto di andare da soli è proprio un fatto che va calcolato sulle basi, sui programmi. Giustamente per noi, io parlo per noi, in certi comuni, o vediamo anche le regionali in Friuli, siamo andati in coalizione, a Vicenza andremo in coalizione, a Treviso non andremo in coalizione. Secondo me il fatto che diceva l'ospite che è in studio, che uniti si vince se si ha un accordo comune. Vorrei specificare che a Treviso, con la venuta di Fratelli d'Italia, che 5 anni non aveva le percentuali che ha ora, la Lega è, tra virgolette, costretta ad andare unita con Fratelli d'Italia e le altre liste che probabilmente l'appoggeranno. Teniamo conto i partiti principali, Forza Italia, appunto Fratelli d'Italia e Lega. Pertanto, se loro sono d'accordo nei programmi e hanno la convinzione che andando uniti si vince sui programmi, ben venga. Noi col PD a Treviso non abbiamo trovato un accordo e andiamo da soli praticamente, questa è la base. Per quanto riguarda appunto la diatriba tra Conte e Denardi, non entro in merito sulla diatriba, però posso dire la mia idea, la nostra idea del Movimento 5 Stelle a Treviso sullo stadio, ma questo credo sia anche una cosa di buon senso. E avere 2 stadi a Treviso, in 2 città come Treviso, mi sembra un po' eccessivo. Usufruire di un unico stadio, che potrebbe essere quello di Monigo, per far giocare sia il rugby che il calcio, senza voler trovare diatribe con i tifosi, perché è ovvio che spiegando le cose bene anche i tifosi possono capire, e usare lo stadio Tenni in centro Treviso per una riorganizzazione, un progetto lungimirante che sia, perché no, positivo per lo sport, per il verde, per tutto quel che si vuole, è fruibile per tutta la città, questo sia una cosa reale, vera, con un progetto appunto, come le dicevo, lungimirante, perché è ovvio che una cosa del genere ha i suoi costi e va riprogrammata.
da tutta l'urbanizzazione ovviamente alla mobilità e tutto quello che ci va dietro per questo. Guidotto, grazie per ora, saluto e ringrazio anche Corrado Cortese di Più Europa. Buongiorno Cortese, buongiorno. Buongiorno direttore, grazie dell'invito. Che è fuori zona, nel senso che non è trevigiano, e quindi però dal suo osservatorio ci può dire, anche per quanto riguarda non solo Treviso ma anche Vicenza, come ritiene che andranno le cose. Ieri sera a Ring uno scontro molto vivace tra Conte e Denardi, no? Il sindaco uscente e il suo principale concorrente. Certo, dal punto di vista veneto la domanda chiave secondo me è, al di là di entrare nei dettagli, noi ovviamente come Più Europa sosteniamo convintamente Denardi, perché pensiamo che un ricambio e l'approccio alla tutela dei diritti non debba essere fatto solo durante la campagna elettorale. Vengo al punto. La domanda chiave che mi farei se fossi un elettore di Treviso è: cosa ne pensa Fratelli d'Italia o l'elettore leghista delle posizioni sulla trascrizione dei figli omogenitoriali che sta procedendo a fare il sindaco Conte? Cosa ne pensa la coalizione, che si dice giustamente, ed è anche una rispettabilissima strategia, per certi versi lo sarà, certe cronache, certi esponenti di Fratelli d'Italia non dicono questo a microfoni spenti. Cosa ne pensa la coalizione del centrodestra anche a Treviso relativamente alle posizioni sul fine vita di Conte? Cosa ne pensa sulle posizioni in appoggio alla innovativo ospedale promosso anche e non solo da Zaia, sulla trasformazione, quindi sulla transizione dal punto di vista sessuale? È questo il punto, direttore. E un'ultima notazione, anche rimanendo su Treviso, però anche toccando la pennellata sul Veneto. Conte vorrà fare il sindaco se vince e solo se vince, o vorrà fare, come tanti dicono, il segretario della Lega Nord in Veneto? È possibile conciliare tutte queste posizioni? Sappiamo che le posizioni che ha preso durante la campagna elettorale non hanno tanto soddisfatto soprattutto Fratelli d'Italia in termini di diritti. Mi permetto di parlare di questa cosa perché noi siamo i veri paladini dei diritti, noi siamo quelli che non solo in campagna elettorale ma raccogliamo le firme per eliminare il suicidio assistito, noi siamo quelli che promuoviamo la legalizzazione del cannabis e ovviamente siamo per il libero mercato. Quello che diceva giustamente il collega di Fratelli d'Italia, e veramente concludo, sì, sarebbe bello che tutti fossero uniti. A me non sembra che tutti siano uniti, perché qualche volta a sinistra, qualche volta a destra. Ha ragione che a Verona ha vinto Tomasi, anche e soprattutto, ma non solo, per la divisione della destra. Ricordo che a Vicenza, dove noi corriamo, io corro in particolare con la lista Cosetto a sostegno del sindaco Osamai, ma guardando da fuori, e concludo, ci sono 7 sindaci. A Vicenza ci sono 7 sindaci candidati, di cui sicuramente 3 sono di area centrodestra. Non mi sembra che ci sia tutta questa unione. E poi, perché non dire che c'è una grande battaglia, spero per il governo più che per il potere, in Veneto tra Fratelli d'Italia e Lega. Allora, di nuovo Avvocato Crea su questo. Ma intanto faccio una considerazione, siccome in maniera molto enfatica e certamente autoreferenziale Cortese ha detto siamo gli unici che difendiamo tutti questa sequela di diritti. Beh, sarei preoccupato come italiano se solo Più Europa fosse il partito che difende tutti questi diritti ed è arrivato a poco più o forse a poco meno del 3%. Quindi magari una riflessione ulteriore la farei. Questa è la prima considerazione. La seconda considerazione è questa. Siamo in una competizione elettorale di natura amministrativa. Quello che Cortese ha chiesto in maniera provocatoria come elementi di valutazione o programmatici di eventuale differenziazione tra la politica di Fratelli d'Italia e alcune cose che ha addebitato al sindaco Conte
mi pare che facciano parte più di aspetti politici, di aspetti etici, il fine vita, piuttosto che altre situazioni che certamente non riguardano i profili amministrativi. Ciò che riguarda il profilo amministrativo è uno dei temi toccati da Cortese, al quale certamente non mi sottraggo, che è quello della trascrizione dei figli di come. In una sua trasmissione serale avevo avuto modo di tracciare, non lo faccio perché sarebbe troppo lungo, la tematica. Fratelli d'Italia è assolutamente contraria, così come contraria si è dimostrata la Corte Costituzionale nel 2021 e la Corte di Cassazione nel 2022. E questo in virtù di alcuni principi determinati dal fatto che, lo dico in maniera molto sintetica, entrambi questi consessi, la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione, hanno ritenuto che, essendo assolutamente, perché la fattispecie riguardava il cosiddetto utero in affitto, essendo la fattispecie considerato un gravissimo reato di lesione della dignità della donna, in tutti i modi è coerente quello di disincentivare quella che è una soluzione come quella della trascrizione automatica, perché è sbagliato dire che non hanno diritti o sono figli di serie B. I bambini nati in altri paesi, in alcuni paesi, in pochi paesi al mondo, dall'utero in affitto, non è che non vengano trascritti nei registri civili, non vengono trascritti automaticamente come invece per i figli legittimi delle coppie legittime, perché devono passare attraverso un procedimento che è lo stesso dell'adozione in casi particolari, e cioè autorizzazione del tribunale. Su questo siamo molto distanti, ma devo dire che anche all'interno della stessa Lega lo stesso Salvini, il segretario nazionale, è distante dalle posizioni di Conte, che però ieri a Ring ha detto: come vicepresidente dell'ANCI io dico ai sindaci: rispettiamo la norma. Allora, torniamo a Ring di ieri sera, vediamo un altro brano, quello che riguarda le lottizzazioni. Denardi accusa Conte in particolare di cementificazione. Sentiamo, poi torniamo da Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle. Da cittadino trevigiano abbiamo devastato il nostro suolo e continuiamo ad andare avanti con lottizzazioni selvagge. Basta cemento, basta auto. Allora, Denardi ha aggiunto ma in modo un pezzo forte, in più. coraggioso, no? 10 anni del PUMS, 5 anni per approvarlo e poi in 10 anni ottengo tanto così. Basta, bisogna avere il coraggio, bisogna darsi a fare. E invece di andare in giro a fare comizi, a essere sempre in strada, a farsi vedere per le strade, che si vada a lavorare, a fare progetti, a portare avanti quello che serve per la Conte, città. sulla questione del commercio immagino che ha aggiunto adesso Denardi debba dire qualcosa anche lei, poi andiamo in pubblicità, prego. La chiedo però veloce. Sì, no, ma è una confusione totale. Vabbè, però... Cioè, tutto il contrario di tutto. Cioè, adesso mi prendo anche la colpa del supermercato di San Giuseppe, che è stato approvato da una forza che è in coalizione con lui. Io capisco il disagio, attenzione, però voglio dire, se la prenda con chi c'era prima di me, cioè che era Manildo, che è il suo grande sponsor. Penso che avrete litigato su quel supermercato. Io tra l'altro sono quel sindaco che a San Paolo, là dove lei vede gli arbusti semimorti, premesso che se dovessero essere morti causa siccità, che penso non sia colpa nostra. Ma insomma dipende da come si fa la siccità. Cioè, la siccità, dipende da che albero si sceglie, dipende ma chiedo scusa, mi assumo anche la colpa della siccità. Però voglio dire, dovessero essere morte verranno sostituite, perché il contratto parla chiaro, quindi non si preoccupi da questo punto di vista. Però io sono quel sindaco che lì ha fermato il supermercato, che il suo sindaco, insieme a quelli che c'erano prima, avevano autorizzato. È sospeso, non è fermato. No, è sospeso. È fermato, perché là dove oggi c'è... Staremo a vedere. Allora lei ha sempre la verità in tasca, allora comincia... Prego. Allora no, anche per rispetto dei cittadini, spariamola a chi la spara più grossa. Andiamo a chi la spara più grossa. Non so se Guidotto ha seguito tutto lo scontro in diretta su Antena 3. Chi ne è uscito meglio a suo giudizio, sempre che se si voglia dare un giudizio, comunque in generale che effetto potrà avere, diciamo, una tensione di questo tipo? Guardi, non l'ho seguito onestamente, ero fuori per lavoro e oggi, come le ho anche detto, sono appunto via per lavoro. E, conosco bene però Conte, conosco bene anche Denardi, come la pensano e come hanno agito, soprattutto Conte. Allora, io non voglio dire che la colpa sia dell'amministrazione precedente o dell'amministrazione precedente ancora. Io dico che a Treviso, da 30 anni, a parte i 5 anni di Manildo, ha sempre governato la Lega.
Ora guardi, le faccio un esempio, si parlava del PUMS, Piano Urbano e Mobilità Sostenibile, e 5 anni di governo Conte, dando l'attenuante del Covid, perché giustamente il mondo ha avuto il Covid, noi il governo Conte, Mario, Treviso, non c'è stata nessuna realizzazione di nessun progetto visibile. Ora, che si dica che sulla carta sono state fatte 1000 cose, questo sono capaci tutti. Probabilmente se qualcuno vuole appurare fa degli accessi agli atti e gli atti vede cosa è accaduto. La cementificazione nasce negli anni, ovviamente il governo Manildo, il governo Gentilini prima, conosciamo bene, io vivo a Santa Maria del Sile, sono attaccato al quartiere di San Giuseppe e posso garantirle che ormai nella parte del Parco del Sile non esiste più 1 metro di Parco del Sile, si è cementificato fino alle rive del Sile e questo è chiaro. Poi chi l'abbia dato, la Lega o il PD, questo negli ultimi 30 anni sono stati loro, chi più, chi meno, avendo governato. La mobilità, se lei va a vedere la mobilità, il PUMS, Piano Urbano Mobilità Sostenibile, sono 30 anni che si parla di fare un'autostazione pubblica a Treviso. Lo sa bene meglio di me, non esiste. La Siamic ha 60 anni, la Siamic, e gli scarichi delle cisterne di gasolio, gli sfiati, sfiatano nel Sile, perché è attaccata al Sile. Con questo non vuol dire che inquinano il Sile, però per dargli l'idea di che progetto là bisognerebbe fare per mettere in sicurezza e bonificare tutta quella zona dopo 50 anni di un'autostazione. La mobilità urbana vive sotto il cavalcavia di Treviso. Si sta pensando progetti lungimiranti come ogni anno nel luogo dove c'è l'albergo al cuore di creare un'autostazione. Peccato però che ci sia un cavalcavia davanti e che l'uscita dei mezzi vada in contromano. Cioè, allora, bisogna ripensare anche qui a un progetto lungimirante negli anni. Non è che un'amministrazione entra oggi a governare e in 5 anni può risolvere questo problema. Ci vogliono anni, ma ci vogliono progetti messi giù, messi nel tavolo e che possano essere fattibili, perché altrimenti rimangono solo chiacchiere. Bene. Ha capito quello che voglio dire? Cioè sì. È un discorso che non è per averla con Conti o che con Denardi, ma entrambi è inutile che dicano la cementificazione c'è stata e c'è. Certo, è un progetto che va da dietro e poi è ovvio che anche fra 3 anni ci saranno le concessioni magari date da Conte per costruire altri palazzi in riva al fiume Sile. Grazie Guidotto, grazie molte. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito. State con noi, grazie. In diretta con Focus TG, abbiamo soltanto poco più di 3 minuti, per cui chiedo ai nostri ospiti proprio di così, una battuta, si dice così in genere. Corrado Cortese, c'è ancora per il centrodestra l'effetto Meloni o insomma adesso diciamo, la luna di miele dice l'opposizione è finita e restano grossi problemi, no? No, secondo me non è una questione dell'opposizione dalla quale parliamo noi, ma parliamo anche da analisti. No, la luna di miele non è ancora finita, ma finirà presto perché, direttore, mentre noi stiamo parlando, è approvato un DEF, quindi la finanziaria vecchio stile, in cui si mette nero su bianco che tutte le promesse elettorali non potranno essere mantenute fino a tutto il 2024 e i primi 6 mesi del 2025, perché ci sono solo 3 miliardi, le chiacchiere stanno a zero, sono solo 3 miliardi da gestire e vengono utilizzati in modo, secondo me, positivo per il taglio del cuneo fiscale. Ma il resto, tutto quello che è stato promesso dal centrodestra, in particolare da Meloni, non può essere mantenuto. Un accenno veloce, mentre si è allargata ancora di più l'allarme sui migranti per distrarre dalle cifre. Sulle nomine degli enti statali devo dire che forse non
non farà contenti gli alleati, ma sicuramente, a mio avviso, una riconferma di Descalzi e di quelli che sono gli attori internazionali sicuramente non farà piacere a Salvini e a Forza Italia, ma fa piacere all'Alleanza Atlantica, alla quale noi ispiriamo sempre e comunque. Grazie molte Corrado Cortese. Avvocato, sulle nomine pubbliche in effetti c'è un contrasto. La Meloni ha imposto o vuole imporre i suoi uomini. Cosa ne pensa, avvocato? Ma penso che più che una scelta di imposizione dei propri uomini sia una scelta dettata dalle competenze, perché i nomi che sono indicati per la maggior parte, per quanto riguarda l'indicazione da parte della Presidente del Consiglio, prevalentemente di amministratori delegati, mi pare che i nomi che ci sono, oltre a essere assolutamente nomi di assoluto rilievo, sono già appartenenti molti agli apparati amministrativi delle partecipate nel passato. Uno che certamente non è un meloniano puro perché proviene dal governo Draghi è l'ex ministro Cingolani, quindi mi sembra che questo dimostri che la scelta non è di propri uomini ma di soggetti competenti, che è quello che serve alla politica e all'amministrazione. Certamente, questo anche sul versante amministrativo locale. Abbiamo ci resta un minuto, Guidotto. Proprio sul versante amministrativo locale credo che dovranno essere realizzate vere politiche di democrazia energetica, per esempio a Treviso, ovvero sostenere tutte quelle azioni che permettono ai cittadini di attivare interventi nella propria abitazione e i propri luoghi di lavoro. Questo l'amministrazione comunale dovrà supportare con adeguato potenziamento delle risorse umane dedicate, tutti gli uffici impiegati nell'assolvimento e specimento delle pratiche necessarie. Ci sarà bisogno di provvedere all'assunzione di personale. Il PNR, dicevo anche in un'altra trasmissione, il PNR permette di ricevere molti soldi, ci vogliono le persone adeguate per poter fare queste richieste e questo il Comune se ne deve far carico per i propri cittadini. Grazie molte a Giuliano Guidotto, a Corrado Cortese e all'avvocato Fabio Crea. Grazie. Ci vediamo stasera a Ring. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 su Rete Veneta, che segnerà il ritorno, la puntata di stasera, in televisione di Joe Formaggio dopo la vicenda delle molestie. Grazie a tutti, buona giornata e a stasera.